Buonasera e bentornati a Candiani Factory. Anche questa puntata comincerà con la comicità del cabaret, ospite speciale Luca Klobas. A seguire vedremo 4 videoclip selezionati dall'archivio dell'Arca di Videoclip del Centro Culturale Candiani. Successivamente sentiremo la voce del regista Daniele Vicari, che ci parlerà del nostro territorio ritratto nel suo film Il mio paese. E per finire l'agenda, con gli appuntamenti di tutta la prossima settimana al Centro Culturale Candiani. Buona visione! Bentornati a Cabaret Candiani, ovvero te la ricordi Chiara Candiani? I comici di questa sera sono capitanati da Luca Klobas. Non hai mai una certezza, c'è ancora di morire come tutti. Basta, no, Questo programma è offerto da Corriere del Veneto. Dal Teatro Candiani, Cabaret Candiani, ovvero te la ricordi Chiara Candiani? Sigla! Il nostro padrone di casa oggi è Luca Klobas. Oh, grazie. 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 Ma chi è che non se la ricorda Chiara Candiani? Io penso che una volta l'ho accompagnata a fare shopping. Siamo andati a un negozio, viene fuori dal camerino, senti, secondo te sti pantaloni mi ingrassano? Ho detto, perché ti da mangiarli? Poi ci siamo persi di vista perché sono andato a abitare a Milano e così, poi stavo anche bene a Venezia io. E mia madre che continuava a dirmi, cosa ti fa qua a Venezia? Ma a Milano no, che là c'è lavoro per tutti. Non è vero niente, per uno che fa il gondoliere. Non c'è una ostia a Milano, dai. Almeno a Venezia andavo in giro con la mia gondola, non c'era niente da fare, andavo a farmi una bella camminata in piazza San Marco. Fermavo 2 giapponesi così per passare il tempo, no? Cercavo di trovare le 8 differenze fra di loro. Questa l'hai vista, bellissima. No, a Milano mi trovo anche bene, l'unica cosa è che a Milano mi sono accorto che se tu a Milano decidi di non fare niente di niente, ma proprio niente, è impossibile. Non ce la fai. Succede, stamattina mi è successo di tutto. Ero bello tranquillo in casa, a un certo momento suonano alla porta, apro, 2 con barba e cappello nero, entrano e mi dicono, pentiti! E infatti mi sono pentito e li ho fatti entrare, li ho buttati fuori. Chiudo la porta, squilla il telefono. Pronto? No, ancora via altri, non è possibile. È il 5° giorno di seguito che mi chiede, non so più come dirvelo. Senti, proviamo così. Io ho solo rapporti protetti, ok? Per cui la DSL non me la attaccate. Ogni volta. Possibile. Metto giù la cornetta, non suona la porta. No, è possibile, essere un contatto. Apro la porta, uno vestito da operaio, in blu con una tuta, con un trapano in una mano, una spina nell'altra. Mi guarda e fa, senta, secondo lei dove mi posso attaccare? Dico, guarda, se vuole io lo dico dove si può attaccare, però non vorrei mancare di rispetto. Chiudo la porta, suona il telefono, mia madre. Pronto? Ciao amore, ora tutto a posto? Sì mamma, e il resto? Ho detto no, tienilo pure. No, cosa hai capito? Lavoro? Ho detto no, tieni pure qui, non ti preoccupare. No, senti, sono stanca, non è possibile che non fai niente, con tutto quello che hai studiato. Io mi domando perché non entri in banca. Semplice questo, perché sei piena di telecamere. Senti mamma, invece, ieri guardavo la TV, c'era un documentario su noi veneti. Ma sai che ho scoperto che noi veneti siamo un popolo di bonificatori, Austria? A parte Venezia che l'abbiamo costruita sull'acqua. Ma abbiamo bonificato tutto il delta del Po, tutto l'agro pontino, anche la pubblicità sul canale, ti ricordi? Fa sì, ho capito allora. Come allora? E come mai tu sto mese non mi hai ancora bonificato? No, serve che io ha messo giù. La capisco, mia madre. Come fai a vivere con 2.000 euro di pensione al mese a Venezia? 6.500 li devi mandare a tuo figlio che sta a Milano. No, c'è un dia fa, con 500 euro a Venezia non vai a finire che muore di stenti. Certo. E poi cosa fai tuo figlio? Fai il funerale? 8.000 euro di funerale? Così muori di stendi anche tu? No. Prendi la defunta, la metti nel freezer con i suoi officini. Sì, e intanto continui a riscuotere la pensione. Ma non lo fai per approfittarne. Il tuo è solo un atto di protesta contro lo Stato vessatore. Governo tiranno, mi congeli le pensioni e io ti congelo il pensionato. No, vediamo che amici. Scusa, non è ovviamente. Insomma, ero là che
ragionavo, metto giù la cornetta, non suona da nuovo. No, neanche morto. Vado fuori a farmi una bella camminata per Milano che mi rilasso. Illuso. È più facile che un cammello con sopra Bin Laden salga tranquillamente su un aereo che tu riesca a girare per Milano senza che nessuno ti fermi ogni 2 metri. Poi ti chiedono, senta, me la fa una firma per il panda, firmiamo per il panda, figura. Una firma per l'orso marsicano, ci mancherebbe, firmato bel panda cinese, per l'orso marsicano mettiamo 2, sì, uno anche per mia moglie, fai sposato, no, ma un giorno bisogna. Io firmo tutto quello che c'è da firmare, mi interessa, tanto firmo Pierre Cardin, cosa mi interessa? Insomma, riesco a vincolarmi dei firmaioli, a un certo momento faccio 20 metri, non mi placcano i 2 per un sondaggio. Pum! Buongiorno, senta, sondaggio. Senta, lei è favorevole ai matrimoni gay? Certo, ho detto. Se un uomo gay vuole sposare una donna gay, ho detto, cosa mi interessa? Saluto e via con un treno. Faccio 20 metri, non inciampo su uno che era buttato là per terra. Guarda, smunto, mal vestito, sporco, mi guarda e mi fa, scusi, lei c'ha mica qualche soldo per mangiare? Ho detto, aspetta che guardo. Da qualche parte, incidenti. Sì, ce li ho i soldi per mangiare, grazie, disturbo comunque. Saluto l'amico indigente e vado verso la piazza. Arrivo in piazza, gazebo della Lega. Mi si fa avanti un uomo tutto vestito di verde come Peter Pan, ma molto più attempato. Fa, Giovanotto, la mettiamo la firma contro la costruzione della moschea? No, guardi, non mi interessa. Se era contro la costruzione di un centro commerciale, avevi firmato subito, contro la moschea. Ma perché lei contro i centri commerciali? Perché non è possibile. Che ogni sabato e domenica uno fa delle ore in coda perché una massa di deficienti sanno dove andare tutti al centro commerciale. Ma lei ha mai visto qualcuno stare in coda dietro quelli che al venerdì vanno a pregare in moschea? Fa no? Allora vede che ho ragione. E il mio motto è abbattiamo tutti i centri commerciali e costruiamo le moschee. Allora fa, lei è anche contro la divisione dell'Italia? No, a quella sono favorevole. Però, vede, l'Italia non la dividerei così per orizzontale, ma per lungo. Ma come per lungo? Certo, ho detto, sono veneziano, ho molte più cose in comune con uno da Bari che con uno da Bergamo. È una questione di argomentazione. Cioè, con uno da Bari posso parlare della moria dei cefali. E con uno da Bergamo? Cosa parlo? Dell'estinzione dei caprioli. E che cacchio l'ha mai visto in Laguna i caprioli? No. Stavo bene a Venezia io. Comunque vabbè. Grazie della compagnia, scusatemi delle ciacole, vado a vedere se trovo un giornale in inserzioni, così faccio conto della mamma, poverina, non trovo un lavoro anche per la mamma, fuorita. Ma un saluto a tutti voi ancora e soprattutto a tutti i bambini. Sì, bambini, perché questo è il vostro momento, è il vostro momento. Mandate a letto i genitori che sono un tormento e godetevi il divertimento. Sono tra noi i magici Fagiolino e Fagiolone! Applauso, no, scusa. Ciao Fagiolino, ciao Fagiolone, ciao Fagiolino, ciao Fagiolino, ciao Fagiolone. Presto, lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo. Sono Fagiolino, sono Fagiolone. C'ha un chiaro, ha un'amnesia, non si ricorda più chi è, c'è sdoppiamento di personalità. Sono Fagiolone. Dobbiamo psicanalizzare questo Sì, burattino. facciamo la Senti, tutto bene, calmati. Facciamo subito una seduta. Come una seduta? Non c'ho nemmeno sedere dove mi siedo. Va bene, allora senti, distenditi. Dall'altra parte. Senti, ecco, dobbiamo psicanalizzare. Come è morto. Ecco. Allora attenzione perché, attenzione, come ti senti? Male. Cioè? È perché non mi ha fatto i buchi per le orecchie. Stai serio, perché dobbiamo entrare nel tuo passato. Sì. Tu devi visualizzare il tuo passato. Sì, lo vedo il passato, lo vedo. Cosa vedi? Lo vedo il passato, vedo tutto verde. Ma perché tutto verde? Dottore, colpa mia, c'era un passato di piselli? Ma per favore, no? Per Così, favore, no? Sì, tu devi tirare fuori lo shock che hai avuto da piccolo. Lo tiro fuori. Devi visualizzarlo. Sì, lo tiro Tu fuori. lo vedi lo shock? Lo vedo lo shock. Dov'è lo Sì, shock? Dov'è? Come dov'è lo shock? Eccolo qua lo shock. Ma scusa, non lo vedete anche voi lo shock? È veramente un caso È talmente disperato. evidente. Ma proprio a me mi toccava. Scusa, si può mica fare la seduta da in piedi che mi fa mal di schiena. Proprio a me Vedo doveva un po' di toccare qua, una un po' roba di là. così, che io sono un luminare della scienza, sono un faro per la medicina. Ma ci ho capito, fai il lampione agli ospedali. Per favore. A proposito di lampioni, ma lo sai che ieri sera hanno rubato un tir pieno di lampadine? E la polizia brancola nel buio. Ma mi scamuffo da solo io. Meno male che lo faccio sono io le da ultime solo. puntate, guarda, Ecco, che facciamo mi puntate. scamuffo da solo, vado un po' di qua, vado un po' di là. E vi saluto. Arrivederci. È un caso disperato, guarda.
vissero felici e contenti. Felici e contenti che cosa? Mi ha lasciato quel bastardo e per una morettina con la pelle bianca come la neve. Sì, la chiamano Biancaneve, ma non per la pelle, perché è una che sta sempre sopra le righe. Lui, sai, lei sai, è una dell'est, sì, perché lavora a casa di 7 vecchi minatori in pensione. Ce n'è uno che tutto il giorno brontola, ce n'è uno che tutto il giorno pisola e ce n'è uno che tutto il giorno mammola. Ma cosa vuol dire mammola? Ma secondo me, ma non riesco a capire perché un principe si debba sposare una badante. Che a quella, quando gli danno il permesso di soggiorno, sono sicura che non esce più dal salotto. Lui, sai, secondo me se la vuole sposare perché gli costa poco. Pranzo e cena solo mele. Ma vedrai che quando quello se la sposa, beh, allora sì che comincerà a salire il conto del fruttivendolo. Perché per me è sempre la stessa cosa. C'era una volta e adesso non c'è più. Pizza? Ha ordinato lei una pizza regina? Un principe? Il principe della pizza ha i suoi servigi. E lei chi è? Io sono una principessa. Una principessa? Beh, sì. Allora andiamo a coricarci sul mio letto a castello. Oh. Signor Sindaco della Notte, io ne approfitto per salutarla perché sa, me ne vado in Spagna ad iniziare una nuova avventura radiofonica, una nuova avventura della notte e quindi la saluto e mi stia bene, mi stia bene. Oh santa patata, ma io la riconosco questa voce! Il DJ della notte qui dal vivo, finalmente ti conosco! È un onore poterti sedere accanto, che mito! Ma lo sai che sei più bello in radio che dal vivo? Sì, beh, grazie del complimento. Ma cosa ci fai qui? Ma come? Sono venuto a vedere l'ultimo spettacolo prima di partire, me ne vado. E a Radio Notte Fonda chi ci resta? Ma che me ne frega a me di Radio Notte Fonda? Io ho bisogno di partire perché sono stressato. Sei stressato? Sono stressato. Perché sei stressato? Sono stressato perché... Dimmi, raccontami, su, sfogati, dai, dimmi un po', Lo so benissimo perché sono stressato e la causa del mio stress è qui vicino a me. Signor Sindaco, non si fa stressare, il DJ della notte non ci si comporta Guarda, lascia così. stare perché te non hai capito niente. Adesso sto aspettando una mia amica spagnola e poi partirò. Spagnola? Me ne vado, sì. Ma sarà sicuramente come tutte le spagnole, mora, alta, prosperosa, stupenda. Oi! Eccola qui. Questa è l'eccezione che conferma la regola. DJ della noce. Ciao, muchacha. Muchacha, quello di Art Attack. È un onore conoscerti, ti seguo sempre la tua trasmissione. Ciao Giovanni, ti ricordavo diverso. È un tuo amico? No, io non lo conosco e guarda, ti dirò di più, non lo vedrò mai più. Ma adesso preparati. Sì. Amore. Sì. Muchacha, perché Ibiza ci attende. La vedi là in fondo Ibiza? Fra 3 ore noi saremo lì con il volo che parte. Ibiza, ma per caso il vostro volo è il numero BK8653? Sì, è quello. E noi siamo nelle file DJ 14 e 15. Ma io sono il 16! Che fico! Che forza! Ma cosa vieni a fare te a Ibiza? Cosa vieni a fare a Ibiza? Sono stato assunto da una emittente radiofonica. Condurrò un nuovo programma, sarò il regista e capo autore. Tra l'altro, in questa trasmissione notturna dicono che ci sarà uno speaker radiofonico italiano. Es la tua! Regista, capo, autore. Già. Vai a prendere la macchina, forza, sbritta, che andiamo insieme. Oh, che Tanto piacere. Che femmina, mi vengono le scaldanelle. Tanto piacere, Agostino. El placer è tutto mio. Scusa.
Ti porterò a Ibiza. Staremo insieme tutto il giorno. Andremo al mare notte e giorno. Ma ti fammi mettere a posto gli occhiali. Bueno, questa è la valigia. Devo portartela io. Che sogno. Peccato che dobbiamo andare con quel paloso del DJ della noce, no? Guarda, mi perseguita in continuazione, non ne posso più. È come i pevaroni quello là, mi sta qua. Sono Lugino Marchetti. Ho preso casa a Vicenza, no? Vicino alla base NATO, e la base si è allargata e casa mia c'è finita dentro. Adesso non tiriamola per le lunghe, abbiamo fatto l'assemblea di condominio. Abbiamo steso, c'erano con me 20 marine con i cannoni a presso, 20 paracadutisti con le bombe e l'intera truppa d'assalto armata fino ai denti. Io, per non sentirmi a disagio, ho portato la fionda. Abbiamo steso la piantina della base, dopodiché abbiamo dato i nomi ai vari capannoni e casa mia l'hanno chiamata Area X. Non è di gran fantasia, infatti avevo proposto, visto la posizione geografica, quella casa nel Medio Oriente, ma è partito un missile e tanto così dal tetto, no? Ho detto, ragazzi, fly down, vogliamo basso. Ne è partito un altro e l'ha presa in pieno. Adesso la chiamano la casa nella prateria. Ho detto, Area X va benissimo. Primo punto. Dove lo mettiamo il plutonio? Dove lo mettiamo? Tutti, Area X. Io non ero d'accordo, ho alzato una mano e... accidentalmente un paracadutista ci ha preso contro e me l'ha rotta. Secondo punto, dove le mettiamo le scorie radioattive? Dove le mettiamo? Io non ero d'accordo, stavo per dire qualcosa, accidentalmente a un marine è partito un colpo e mi ha bucato una gamba. Terzo punto, dove li mettiamo i 50 prigionieri? Dove li mettiamo? E tutti, Area X! Io li ho guardati e ho detto, sono d'accordo. Ma quando si trattava di levare l'antenna parabolica di Sky, con la quale prendo tutti i tornei di curling, perché fa interferenza con la loro antenna, no, per i missili, io ho detto no, su questo mi oppongo. E loro zitti come cagnolini. Questo vuol dire che quando uno si impone davvero, che ci tiene, tutti gli portano rispetto. Ora vado perché ho un po' di mal di schiena. Ci vediamo, Chippy chippy, yippee chippy 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 chippy, yippee chippy 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 chippy, chippy you, way chippy chippy, yippee chippy 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 chippy,
Епа-чепу-че, есепа-чепа. Ой, чипа-чипе, ча. No, vieni. Vieni avanti, non ti preoccupare, vieni avanti. Dai. Vedi la... Vieni qua. Vedi la musica, come funziona, come prende, pidi. Col cabaret è più semplice, devi avere il contatto col pubblico, cioè cala la quarta parete e tu fai il contatto, capisci quello che dico? Sì, no? Devi avere il contatto col pubblico, non c'è cosa, racconti per esempio una barzelletta, è la cosa migliore, era più semplice, proprio una costruzione comica, no? Tipo, sai perché un maiale piccolo soffre di insonnia? Perché è un maialetto, una monata, è semplice, vedi che funziona, vedi? Oppure... Lo sai come nascono le formiche? Piccole. Vedi, funziona, tu racconti questo. Hai capito? Siamo nelle tue mani, eh. Zappalà, mi raccomando. Se hai problemi, scrivi, ok? Mi raccomando. Pronto? Ma loro mi conoscono, io li conosco, ci conosciamo? Vabbè, se lo dici tu sei Cobas, va bene. Allora c'è un maiale meschino che poverino è stato traumatizzato quando era piccolo perché ci dicevano sei un maialetto e lui non riusciva più a dormire la notte. Allora ha iniziato a giocare all'otto e ci hanno detto sei un maialotto. E un giorno che non riesce a dormire passeggia e sente aiuto e s'affaccia a vedere una formica incinta. Aiuto, ci fa, che stai facendo là? E dice, è che sono clandestina, mi vogliono espatriare e non ho il permesso di soggiorno. Ma però se tu mi sposi, diventiamo... Pronto? E adesso hanno anche rifatto la legge, l'hanno cambiata. Va bene. Allora... ci fa, senti, ma quando partorisci? Ma tra qualche giorno. Allora ci sposiamo. Si sposano e nasce una formica, ma piccola, e furono felici e contenti. Pronto? E lo so, ho sforato con i tempi e lo faccio sempre, ma te lo devo dire, a me il cabaret mi fa cagare. Gialli in un minuto. Era una notte buia e tempestosa e ormai gli investigatori erano sulle tracce del colpevole. Gli investigatori erano sulle tracce del colpevole. Gli investigatori erano... Spostatevi di lì, cretini, disse il capitano. Non vedete che siete sulle tracce del colpevole? Buonasera. Buonasera. Ieri sono andata dalla parrucchiera, ma le è venuto un ictus a metà dell'opera.
Ho capito io, però se sei una professionista, prima finisci il lavoro e dopo ti fai venire l'ictus. E così mi sentivo molto agitata, allora la mia mamma mi ha regalato dei giochetti per distendermi. 2 palline verdi. Si vede che ho scarsa familiarità con le cose sferiche. Ma mamma, e se poi non mi scarico, allora la mia mamma mi ha detto: questa ti distende. Oh, avanti il prossimo? Avanti il prossimo, ho detto. Oddio, ma questo è un adone tenebroso. Buonasera, si siede in modo composto senza divaricare le gambe, appoggia le mani sul tavolino. Forza, cerchi di accelerare un po' i tempi. Come si può raggiungere una città lontana senza usare l'automobile? Facendosi delle canne. E perché parlando di canne si usa il termine viaggiare? Perché non vai da nessuna parte se non hai la cartina. Bene. Chi ha inventato il navigatore satellitare? Opzione A, la donna per zittire l'uomo durante le mitiche ed estenuanti discussioni sul tragitto. Opzione B, l'uomo per zittire la donna durante le mitiche ed estenuanti discussioni sul tragitto. Opzione C, il navigatore satellitare si è inventato da solo. Sì, per zittire l'uomo e la donna e farsi un viaggio tranquillo. Risponda! Risponda! Le piacciono le popcorn? Ma sa che una volta a me non piacevano, come si dice, mai dire mais. Seconda domanda, fa l'amore? Opzione A, da solo. Opzione B, in compagnia. Opzione C, con una donna non bella ma affascinante e mangiando popcorn. Ho capito, la sua macchina è da rottamare. Vieni a vedere la mia. Parcheggiata qui sotto, Si alzi? Sì, guardi, ho la chiusura centralizzata degli sportelli e i sedili reclinabili. Si avvicini, prego. No. Ho detto che si avvicini. Ma sa, se preferisci anche noi possiamo continuare a sputare popcorn sul motore. Sì, perché sa, io sono molto romantica e possiamo accendere le candele, lubrificare il motorino d'avviamento e quando il motore si è surriscaldato... Ci sputiamo sopra. No, ci fondiamo. Senta, ma lei... Mi sono venuti su anche quelli che ho mandato giù di popcorn. Senta, ma lei di che segno è? Tutto Ariete, senta. Spero verrebbe ad abbattere il mio ponte elevatoio. Ma sì, Demo. Così buttiamo giù tutto, Ma sì. anche i popcorn. Ma buttiamo giù tutto. Sono nervoso. Fischia. Sono nervoso. Anche perché il medico mi ha ordinato solamente un pacchetto di sigarette alla settimana. Sindaco, mi ha comprato il pacchetto di questa settimana, mi ha fatto che il favore, mi ha comprato. Ah, grazie. Vabbè, questo lo può tenere lei. Vabbè, avvacata, detta così subito. Sono nervoso anche perché se devo comprare casa per me ne vado. Ma dice che mi gira i totani. Ma porca miseria, non so che ne viene fuori. Una maledizione dietro quell'altra. Prima maledizione per il notaio. Figura mitologica, incrocio tra Luca Giurato e Arsenio Lupin. Un spaccamaroni che diciava i skei. Un spettacolo. 2000 euro, 3 preliminari. Preliminari? Ma cosa sei? Una casa di appuntamenti? No? Dice, quella del studio, rincara la dose. Dice, sì, ma 2000 euro senza rogito. Lei rogita? Dico, va, quando bevo birra, qua mi fa rogitare parecchio. Abbastanza.
E non bastasse il notaio, dopo che dice tasse su tasse, tasse su tasse, che se si potesse scegliere io farei a meno. Mi hanno detto non si può scegliere. Le tasse non si possono scegliere. Se imposte. E quindi, te ciappi così come... Ma sa tu cosa che ti dico? La roba meglio, sa tu cosa che se comprarsi una bella casa in nero e a femo finia così mi fa... Pronto? Pronto che dico subito, dunque, se siete Sky roba in finta PEMI non che ne compro. Se siete a Telecome, dunque, mi navigo solamente quando che vado in crociera. E se siete a Vodafone non voglio attivare nessuna opzione. UMI, TMI, al Tony, va bene? Pronto, ma scusi un attimo, ma chi parla? Ma lei non è il signor Attilio che ha di recente comprato una casa? Sì, sono me. Ma qua ci è arrivata la segnalazione che lei vorrebbe comprare la casa in nero. Ma ho appena pensato solamente. All'arriva io, Renate di Giacinto dell'Intendenza di Finanza con la mannaia del fisco. Dico, ma che siamo matti? L'ho solo pensato. Sì, pensa o non pensa? Qua intanto lei fa le cose come non si deve. Non ha nemmeno scorporato l'IVA. Dico, ma lei scorpora? Ascolta, qui mi domanda se Rogito, ti se scorporo, ma cosa sei? L'ufficio dell'enterologo? Senta, qua? faccia meno lo spiritoso, enterologo. Scusi. Ci risulta pure che sua moglie lavora in nero in parrocchia. Come la mettiamo qua? Ma che questo se Montalbano della Laguna Veneta. Deficiente, ma guarda, ma che lavora in nero? L'unica roba che fa mia moglie in parrocchia è fare che 4 torte così, par vendere al mercatino. Piuttosto che sì, veramente un mistero. 4 torte fa, 2 torte va vendue. Ma che altre 2 sparisse? Non si sa dove. Ma sai tu che mica ho un pensiero che quasi se maia il parroco, se maia, quello là, se va avanti così che venirà il dia ebete che venirà. Senta, dia stupetone. Mi tolga la curiosità invece. Sì. Ma che le crostate di cui parla sono quelle della parrocchia di via Marconi? Sì. Quella è la fragola con una spruzzata di zucchero a belle sopra. E se qui? Quella è messa a raffreddare sul davanzale della finestra della canonica ogni venerdì dalle 12.45 alle 13.30. Ma come fai a È proprio la passeia, Renate di Giacinto all'Intendenza di Finanze. Tutti i giorni, Per questa volta non ti faccio cadere addosso la mannaia del fisco, capito? Ma come fa tu saperlo? Dai, lascia perdere, sappiamo tutto noi. Piuttosto, ci dica a sua moglie che a me la sua crostata mi fa cagare. Arrivederci. Ma dimmi dove che te sei deficiente che vengo a tirarti una mannaia sui totani. Che mia musichetta, E mi fumo un pachettino di sigarette. Buonasera, scusate. Io mi chiamo Serafini Roberto, sono uno studente universitario o fuori corso che vuole trovare un lavoro fisso nel cabaret. Stasera sono anche un po' emozionato perché ho ritrovato qui il mio vecchio compagno di classe. Suonavamo con un gruppetto in ritenzione idrica e lui era bravissimo perché riusciva a suonare anche le note sul registro. Sì, quando facevamo gli sculaccia party. Ho scritto delle cosine simpatiche per voi, insomma spero di allietare questa serata un po' così balzana. Ero convinto che mio padre fosse muto fino agli 8 anni, poi mi ha chiesto il telecomando. Purtroppo... Adesso una caricatina. Ieri ho comprato un libro sull'autostima, ma non credo che sarò capace di iniziarlo. Adesso, piano con le manine perché rischiate la pelle a schiacciare così. Rimasi basito. Lei così bella veniva con uno come me. Pensai che sotto ci fosse qualcosa e difatti sotto c'era qualcosa. Ecco, grazie. Vedo che dopo un po' ci si scalda. La mia ex fidanzata è così stupida che quando le parlai del superio pensava mi stessi gasando. Ecco, questa non l'ho capita neanche io, però nella replica del sabato ora di pranzo magari vediamo di... I figli ti riempiono la vita, soprattutto prima di nascere. No.
Oh, vi hanno detto che gli applausi non mi offendono, vero? Grazie. Berlusconi ha spesso dei voltafaccia, non è colpa sua, gli si staccano i punti. Ecco. Allora, basta scuole differenziate per voi, allora. Mi hanno concepito in 500 e non so chi è mio padre. Già. Con Chiara Candiani hai sempre un posto in prima fila. Oh, eccomi qua, preso il giornale di inserzioni, andiamo a trovare un lavoro, facciamo contenta la mamma. Poi i lavori li trovi anche sui giornali di inserzioni. L'unica cosa è quando vai a fare i colloqui, ti fanno le domande più assurde. L'altro giorno mi fanno, senta, visto che lei non la conosciamo, per farsi conoscere, lei come si definirebbe? Ho detto, come la nebbia della laguna. Ma perché è misterioso? No, ho detto, perché prima 10:30, 11 non mi alzo mai. Ah, sì. No, ma veramente, se le inventano. Oppure mi hanno chiesto, a cosa rinuncerebbe su un'isola deserta? Allo ski pass, che ho detto, cosa che ne fa? No, sti giornali, è vero, allora, non ci trovi lavoro, perché... Però ci trovi un sacco di cose, orologi, scaldabagni. Io per esempio ci ho venduto il carro, sì, la moto ci ho venduto con questo. 3 giorni dopo che ho messo l'inserzione mi chiama uno, fa, senta, lei che vende la moto? Sì, e per quanto? Per sempre, ho detto. Un giorno ti avendo una, come avanti la settimana. Dice, poi ho capito, ci siamo accordati. Io gli ho dato la moto, lui in cambio mi ha dato un cane con 3 gambe e un pacco di soldi così stranieri, palesemente falsi. Ma sì, cosa vuoi? Tanto la moto era sempre legata al palo della luce. Ma sai cosa vuol dire? Mai adoperata. Anche perché non era mia. Allora, piuttosto che facesse polvere. I soldi me li sono fatti cambiare dal portinaio, li ho portati, li guarda e fa. Ma sono stampati da una parte sola sti soldi? Perché sono di un paese in via di sviluppo. È così, no? E poi mi era rimasto il cane, sempre un animale da compagnia. Ho detto, sto cane, cosa dargli un nome a sto cane? Ci vuole un bel nome epico, ho detto. Sì, lo chiamo Argo, come il cane di Ulisse. No, anzi Rex, re, dal latino, come quello della televisione. Dopo lo guardo e ho detto, ma che Argo Rex? Zoppa stecciamo. Poi anche là, c'avevo già un tavolino con 3 gambe, ho detto, calcano, ho detto, la casa è piccola, ho detto, no, lo vendo. Ho messo un'inserzione, ho venduto al cane. Mi trovo con quell'inserzione e mi fa, manca una gamba a sto cane. Ho detto, no, è la razza così. Ma come la razza? Con 3 gambe? Certo, ho detto, scusi, ai boxer non gli tagliano le orecchie e la coda. A questo gli tagliano la gamba. E perché? È più comodo a pisciare. Vabbè, ritroverò lavoro prima o dopo, grazie, ciao amici. Insomma, è così, è così, è così. Gialli in un minuto. Era una notte buia e tempestosa. Lui era così sbadato che quella notte, volendo sterminare la famiglia per poi uccidersi, si confuse e si sparò per primo. Buonasera, sono la dottoressa Aida Cospita, insegnante di tecniche di seduzione. Questa sera vi insegnerò come si conquista un uomo in treno. Scegliete un uomo da solo in uno scompartimento che vi piace. L'uomo, non lo scompartimento. Entrate e gli lanciate uno sguardo assassino. Sfacciatamente vi andate a sedere di fronte e un poco alla volta, molto lentamente, gli lasciate intravedere l'interno cosce. E già là prova il primo brivido. Lui torna a leggere il giornale,
voi vi appoggiate al freno di emergenza e andate a planare a cavalluccio sulle sue gambe. Se dopo un'ora non succede niente, voi prendete il tavolino estraibile, ci fate poggiare sopra la testa e lo schiacciate ripetutamente. Qualche reazione ci dovrebbe essere. Buonasera. Buonanotte, popolo della notte, dal vice DJ della notte in diretta qui su Radio Notte Fonda. Come potete sentire, il DJ della notte non c'è ed ora in poi lo sostituirò io. Ma iniziamo subito parlando del tema della serata, che è la chirurgia plastica. Chiamate qui su Radio Notte Fonda e diteci: preferite le donne rifatte o quelle naturali? Sento il telefono che squilla. Chi sei, ascoltatore della notte? Pronto? Sì, DJ pronto. della notte? Sì, ti sento. Pronto? Sì, sono il vice DJ della notte, pronto? Sì, beh, quello che è. Senti che pubblico numeroso, tanto piacere, io sono Faustino Paiusco, Sì. Forse conosci meglio il mio fratello gemello Mona Zigopa, Sì. Agostino Paiusco, che Sì. ti chiama sempre, che è un tuo grandissimo fan, che ti stima e ti idolatra, Ho DJ capito, della guarda, notte. ne sono lusingato, ma io sono il vice DJ della notte, te lo ripeto, il DJ della notte non c'è più. Che schifo! Ma come che schifo? Che sfiga, no, non come è ti permetti? possibile. Ma Che regia, sfiga. È come quando che sono andato a vedere la nazionale di calcio e mi sono cattato davanti l'Under 21. Vabbè, È sono come capisco quando la- che sono andato a lavarmi la macchina, dopo è passato un gabbiano e mi ha schitato sul cofano, che gli dico: ma cosa schiti là? Capisco la tua delusione, ma per favore, sii un attimo più buono nei miei confronti e iniziamo con il tema della serata. Allora, caro Ok. Faustino, dimmi, hai mai baciato una donna con le labbra rifatte? No, No. E baci solo donne naturali, quindi? neanche. Cioè non è che ho tanta esperienza nel settore, però diciamo che preferirei di più quelle naturali. Ah, capisco, sei contrario alla plastica. Sì, perché quelle che io di plastica gonfiabile si sbusano sempre facilmente quando le butto addosso il cactus, per dire. Vabbè, allora Sì. non entriamo in particolari, per favore, Faustino. Aspetta, pensa che quella che ho io, che si chiama Daria, ha Daria. subito talmente tanti rattoppi ramendi con le toppe che si mettono normalmente nelle ruote delle biciclette, che più che chiamarlo Daria, adesso la chiamo Camer Daria. Prego la regia di filtrare le telefonate. Pronto? Sì, vabbè, allora, penso che dopo questa telefonata nessuna donna vorrà averti accanto, caro Faustino. Ma attenzione, Sì. secondo un recente sondaggio fatto da Vanity Fair, risulto essere al primo posto di gradimento per le donne americane, dal Wyoming al Texas. Ma perché proprio quelle americane? Perché ne stanno distante. Ah, ecco, immaginavo. Va bene, allora, caro Faustino, Senti, vice DJ della notte, però per onorare la tradizione che vede mio fratello protagonista della fine della telefonata, ho composto una poesia che parla del tema della serata. oh, benissimo, allora, popolo della notte, popolo all'ascolto, sedetevi nelle vostre poltrone e preparatevi a sentire le parole del nostro Faustino in una poesia che riguarda il tema della serata. Lo spionaggio in campagna. Sì, giusto, spionaggio in campagna, che abbiamo parlato adesso. Silenzio! Il capretto in campagna ha vita dura, è necessaria tanta bravura. Oh, che duro lavoro! Cosa starà tramando il toro? Il capretto è già nascosto, per spiarlo ad ogni costo. Ma scusa, come si intitola questa poesia? Si chiama Capro e spia toro. Ma chissà che ti incordati un toro, regia, ma filtraste telefonate, regia! DJ, vice DJ, DJ. Ecco il tenente Terreone, meglio conosciuto con il soprannome di Terrone.
Al suo fianco lo scudiero di fiducia, che unisce ad un linguaggio fornito un intelletto superiore ed è quindi considerato la migliore guida stellare. Il suo nome è Armando. Però Armando è sempre in ritardo. Puta No, è arrivato, faccia col comodo, Almeno ha fatto il tagliando l'astronave, mi dia, faccia vedere. Me lo dia sto preventivo. Allora, 4.000 euro. Ma come ha fatto 4.000 euro? Bonga moia. Ha fatto tagliando anche la segretaria. Armando, lei non è un coniglio, è un maiale. Comunque, 4.000 euro, io non ce li ho questi soldi. E poi Armando, devo essere onesto, non ci abbiamo neanche più un lavoro, ha capito? Ha qualche idea, Ce l'ha. Sulla terra c'è suo cugino che ci può offrire lavoro. Ma che lavoro sarebbe? Si tratta di auto. Vabbè, ma che auto sono, cioè... Voilà, buonasera. Ferrari anche, va bene, ma quante? Una, due, migliaia di più. Andiamo subito al suo cugino allora. Intanto controlli il motore di sinistra. Avanti o popolo, alla riscossa. Venga qua. Cosa fa? Mi controlla anche i motori dell'opposizione. Forza, è pronto? Accessione motore, contatto. Contatto con il motore. Pronto? Oh, eccoci qua. Senta, mi parli di questa missione. Idiota, cosa fa con quest'acqua santa? La missione, no? Lei è un ignorante come una talpa. Questa terra, quanto manca a questa terra? Cosa fa? Dove devo atterrare? Me lo dica. Dove va Armando? Ma se l'astronave finisce qua, come fa ad andare nell'iperspazio? Non può andare di qua, vede? Insomma, questa terra, quanto manca? Questa, è sicuro? Atterro? Di qua. Di qua. E ormai ho già atterrato. Eccoci qua, ma che strana gente. E i nostri eroi finalmente indovinarono il pianeta giusto. Ma qualcosa andò storto lo stesso. Allora, chi mi ha chiamato? Io ero bello tranquillo in mio letto. Qualche uno mi ha chiamato, dove è mio cugino? Mi ha chiamato mio cugino Coniglio. E chi è mio cugino Coniglio qua? Chi è? Ma come che è Coniglio? Ma è lui Coniglio, A tua moglie dice sempre che sei tu Coniglio. Devi spiegare questa cosa. Allora, tu hai cercato lavoro, vero? Ma perché cercare lavoro? Cerca ferie, è molto più bello. No, non capisco mai. Non ho mai capito questa gente. Va bene. Ho trovato uno lavoro per voi due, uno bello lavoro e uno lavoro molto importante. E si può dire che ho una vetrina. Ho una vetrina, molte più piccole vetrine, tante vetrine, a semafori e macchina. Lavare vetri, macchine. Questo è un bel lavoro. Tutto è cominciato così. Sarebbe questo il lavoro. Ok. Armando, andiamo, venga con me. Ti insegno. È semplice. Tu prima bene lavi macchina e poi asciughi con coniglio. Aspetti Armando, Ma venga questa qua, è venga una cosa qua, che Armando. funziona. Io non capisco perché tu non vuoi decidere. E allora? You put your boo, a chipper chew, where chipper cheetah. A chipper chew, where chipper cheetah. Was chipper chew, a chipper chew, a chipper cheetah. A chew. Where you, where you Questa settimana non sono deperito per una donna, ma sono deperito per un pensiero fisso. Voglio avere una storia con una famosa, ma perché non posso averla? Cos'ho io in fondo? Guardate, ho la stessa faccia da Pirla di Ricucci. Ho meno capelli di Briatore, faccio più figure di merda di Giletti.
Perché non posso avere una storia con una famosa? Non tutte, per carità, io alcune non mi interessano neanche. Con Michelle Hunziker non vorrei mai averci una storia. Carina, finché vuoi, ma avete presente che alito ha quella donna? Sì, lo so, voi non lo sapete, ma chiedetevi perché prende tutti quei tic-tac. E poi c'era Manuela Arcuri. Manuela Arcuri non vorrei mai averci una storia, perché ho fatto un sogno. Da quando lei ha fatto Carabinieri, ho sognato, stavo per farci l'amore, come stavo per arrivare al dunque, lei mi ha chiesto patente libretto. Mi sono alzato nudo a figura intera, lei mi ha guardato, mi ha tirato giù 8 punti dalla patente. Poi non vorrei mai neanche avere una storia con Valeria Marini, perché io penso, se io baciassi Valeria Marini, o toccassi Valeria Marini, e pensassi che quel corpo e quelle labbra hanno sfiorato Vittorio Cecchi Gori, dovrei soffocare un conato, penso. Però ce ne sono tantissime con cui vorrei stare, donne belle, donne intelligenti, tipo Flavia Vento. Lo so. Può sembrare che Flavia Vento non sia intelligente, è stato fatto anche un esperimento genetico, incrociare Flavia Vento con un bignè alla crema, così è venuta fuori ancora Flavia Vento, ma finalmente ha qualcosa dentro. La genetica fa delle cose peraltro fantastiche, non so se lo sapete, l'ultimo esperimento genetico fatto, hanno incrociato un maiale con un pulcino, è venuta fuori una carbonara ancora viva. Una bella emozione, però ecco, al di là di Flavia Vento è sottovalutata, in realtà è molto più intelligente di quello che sembra, l'ho conosciuta, ci siamo messi a parlare di libri, parlavamo di libri, a un certo punto lei mi ha detto guarda, un libro è una cosa meravigliosa, ti spalanca dei mondi incredibili, ti fa conoscere nuove realtà, poi mi ha fatto vedere il libro che stava leggendo, Impara a contare con Winnie the Pooh. Cosa molto particolare. Altre donne con cui vorrei avere una storia, per esempio Sharon Stone. Sharon Stone è diventata famosa per quel film Basic Instinct, in cui lei accavalla le gambe, e chiamiamo le cose con il loro nome, e fa vedere quello che fa vedere. In realtà ha fatto anche il seguito, Basic Instinct 2, ancora più trasgressivo. C'è una scena in cui lei accavalla le gambe e scopriamo dove è nascosto Bin Laden. E poi un'altra con cui vorrei avere una storia, ecco, Angelina Jolie. Anche se non è difficile avere una storia con Angelina Jolie, è molto semplice. Basta andare in un paese del terzo mondo, mettersi lì e aspettare. Prima o poi ti adotta. E l'ultima con cui sono quasi riuscito ad avere una storia è stata Emanuela Folliero. Con Emanuela Folliero è stata splendida. L'ho aspettata fuori da Mediaset, lei doveva finire Stranamore, come è uscita, le ho detto così con un giro di parole. Emanuela, vorrei che facessimo l'amore io e te, cosa ne dici? Ho detto guarda, sono abituata ai bellissimi di Rete 4, io i cessi di Telechiara non li cago neanche. Ma Chiara Candiani era un'altra cosa, non ce n'è. Tutto il mondo han girato ed i bambini hanno rallegrato, perché con loro han giocato e scherzato. Ecco a voi, cari piccini, i burattini, Fagiolino e Fagiolone! Presto, lo stiamo perdendo! No, anche questo è un problema di doppiamento della personalità. Oh, poveretto, sta male. Mi sento malissimo, sì. Devo essere... Mi ha detto il mio collega che devo psicanalizzarti. Sì, allora, psichi, guarda qua. Guarda qua. Se non stai fermo, scusa. Guarda qua. È che stai fermo te, però, non si legge niente. Aspetta, cos'è? È un cavallo e una penna, cos'è? E allora cosa ci sono? Un cavallo e una penna? Cosa vuol dire? Qual è la differenza? La differenza è che il cavallo si penna e la penna che non si cavalla. Aspetta, mi scamufo. Ridere qua, ridere. Mi scamufo. Sto male. Sto male. A proposito, lo sai che un mio amico si è fatto la moglie di un arbitro? Che cosa vuol dire? E la domenica dopo lo sapeva tutto lo stadio. Non fa mica ridere. A proposito, non sprecarti. A proposito, sto male. Andiamo avanti, sto male. Che stai male? Sì, vai avanti che non me la ricordo, quella battuta lì. Sto male. Ma è chiaro che il problema tuo è che tu non sei mica un burattino. Ah no? No. Cosa sono? Tu sei un attore. Sono un attore. Ma tu sei un attore di 46 anni. Sono un attore di 46 anni. Sei un attore di 46 anni che deve smettere di fare queste stupidate alla televisione. Sono un attore di 46 anni. Sì, sei un attore di 46 anni. C'è scritto anche qua. Hai ragione, sono un attore di 46 anni. Oh, quale luce vedo sprigionarsi lassù. Cosa stai dicendo? Dal vano di quella finestra.
è l'Oriente lassù. No, là E Giulietta è il sole. Si chiama Nicola, Sorgi, bel sole. E l'invidiosa luna già pallida di rabbia e ad ammalata uccidi, perché tu, che sei sua ancella, sei di gran lunga la più grande gnocca del mondo! Sì, ma sei la più grande gnocca! E senza speranza non c'è niente da fare. Non riesco a uscire dal personaggio, non riesco a uscire dalla parte, non riesco, esco da questa parte, guarda. E senza speranza, io non so più cosa fare, ma per favore, andiamo via, va, guarda, è meglio. Gialli in un minuto. Era una notte buia e tempestosa quando i testimoni di Geova suonarono al mio citofono. Scusate, dissi, è una notte buia e tempestosa, non siete un po' in anticipo? Scusate, ieri notte sono stata con Canciani e non fa solo i gialli in un minuto.
Good evening, madame and monsieur. Signore, signore. Yes. Okay. Okay. Are you ready, Frank? Yes, are you ready? And This is you? rock and roll. Yes. Well, For Midley? you. Midley. Okay. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock round the rock tonight. Con il sole, le fiore candente, dalla montagna il padave che non si bagna, te lo voglio regalare, lo voglio dare al mio amoretto questa sera quando viene. Stasera quando viene sarà una brutta sera, e perché sabato di sera non è venuta merda dalla rosina, perché mi son poverina, mi fa piangere, piangere, sospira. Ok! Bam bam bam, su e giù, per le contrade, di qua e di là si sente la voce allegramente dello spazzacamino. Si affaccia alla finestra la bella signorina, con voce sei carina, chiama lo spazzacamino. Quelle stradelle che tu mi fai fare, cara Rosina, tu le devi pagare. Quelle stradelle che tu mi fai fare, cara Rosina, tu le devi pagare. E qui comando io e questa è casa mia. Oggi ti voglio sapere chi viene e chi va. Oh yeah. Thank you. Basta adesso, ti devo sparare, grazie. Serata è finita, voglio sentire le vostre mani battere come mia cugina. Come mani di mia cugina, scusate, il mio italiano è uno poco così. Voglio ringraziare questo bellissimo spettacolo e voglio cominciare a ringraziare per primo, per sue battute, uomo più richiesto al circolo di tennis, Roberto Serafini. Chiedo scusa, se mi permettete una battuta in zona Serafini. Se non te la danno, non prendertela. Non paga. Dicono che una voce poco fa, ma sua invece fa moltissimo. Emiliano Trollese, uno applauso, questa voce fuori campo. Se trovate sempre bagno occupato, prendetevela con lei, Anna Marcato. Lui sta in musica leggera come Aldo Biscardi sta in dizione. Kiki! Yeah! Quando sente mio nonno l'ora, urla, urla, urla! Spegni quella cazzo di radio! Marco e Pippo! Valgono molto anche come beni immobili per la mamma di Ado. È talmente romantica che si è innamorata anche del puff dove sta seduta. Isagilla. Tutte le volte che escono mamma dice loro, mi raccomando curatevi, Diego e Paolo. È un opinionista di valore. Ma oddio, si dice anche stessa cosa dei Mughini. Maurizio Feraco. È biografo ufficiale di Chiara Candiani, Dado Tedeschi. Unico uomo che è ricercato da società protettrice delle barzellette, Gianni Stoppelli. Adesso è turno di nostra maestra di seduzione, Paola Ruffo. È una persona che... Questa
meriterebbero uno posto al conservatorio. In uno vaso di formalina. Franco Fabbrica. Ehi! È ufficiale. Suo sarto di lavoro fa idraulico. Tony Sentimento. Adesso abbiamo due da comicità siderale, Paolo e Max. Uno comico a cui gli americani fanno di dietro a stelle e strisce, Pier Paolo Paganelli. A Milano adesso c'è uno grosso periodo di crisi con cinesi, no? Ebbene, e lui è l'unico che a Milano può proporre giallo, Fabrizio Canciani. Questa invece adesso è una donna che dà veramente dei punti a tutte le altre. Per forza, maneggia patenti. Linda Bobo! È stato il nostro padrone di casa Luca Cloba! Questo programma è stato offerto da Corriere del Veneto. Bentornati a Candiani Factory. In questa puntata vedremo 4 video musicali dall'archivio dell'Arca dei videoclip del Centro Culturale Candiani. Seguirà l'intervista al regista Daniele Vicari e l'agenda con gli appuntamenti al Centro Culturale Candiani per tutta la prossima settimana. Buona visione! Allora, sono Giuseppe Tumino, autore di Beddo Nostro Signori. Beddo Nostro Signori nasce per caso, comunque è un viaggio che un anno ho fatto all'interno della mia terra, la Sicilia, alla ricerca di antichi riti, antiche tradizioni popolari, un po' per recuperare quello che magari andava perdendosi nel corso del tempo, un po' anche per me stesso, cercando di trovare quello che magari nel corso degli anni mi ero perso, e in qualche modo ho ritrovato un senso di ospitalità, di cortesia, di umiltà della gente che magari nella grande città si era perso. Con la scusa, tra virgolette, di cercare e ricercare i riti legati alle feste popolari, ma del Cristo in particolare, è stato anche un modo per trovare una nuova umanità all'interno della mia terra. Sono felice che comunque questo video abbia avuto un grandissimo riscontro da parte di festival, di addetti ai lavori, quindi sono felice che insomma piaccia e vi voglio augurare una buona visione. Grazie. Signori, a succetta uscito bene, e chi sa ballo comperi, bene nostro signori, bene chi non amori, me li picco a stare, vino che fa imbriacare, giusto quando l'uomini si vanno sparti di picchi non si possono vedere, vai vedendo che da sopra un livro tinto bianco e non si capisce a che colore, giusto quando loro si confondi che con l'ane l'orecchini fatti legno uomini chiuni, ma com'è che non t'aduni, che a terra no che non ce ne va giù, mi urgo manca un bel nostro signori, a succetta uscito bene, a perché sta ballo comperi, bel nostro signori, bel chi
alu yanko ti spicciao di tu culiare si tanti che assoluta non iveru signora na capi putiri ci fare sta bella improvvisata come fu come non fu poi yanko ti spicciao il luvare si immarazzi in godo o come che non stesso momento chi tu si che già un frigo e così tu mod ni urgo manca uni per nostro signori a succetta uci tu bene e chissà ballo comperi per nostro signori per chi non amori me li piccu volta stari Luca fa imbriagari e mi tu scauso più priari ma su terra più tirarmi Luca ricare più scutarmi tutti picca tirarmi una reci 100.000 tonculati io ci manu e mi minda di non chiudi chiudo l'occhi e canto senza patroni caso forti a così mi può scutare e su sa rigogli mi fa su basari mi fa su basari Ciao, mi chiamo Andrea Princivalli, sono regista di My Sweet Tale, il video che vedrete tra poco in onda. My Sweet Tale è il video realizzato per i Grey, un gruppo italiano anche se canta in inglese. È un brano musicale molto particolare, quindi quando mi hanno proposto di realizzare il videoclip, io che realizzo spesso animazione, mi sono trovato imbarazzato perché poteva essere benissimo un video da realizzare a ripresa dal vero. Ho preferito provare con un'animazione un po' più sperimentale, quindi quello che vedrete sono delle fotografie praticamente scansionate, elaborate graffiando praticamente la pellicola dove sono state fotografate e poi sovrapposte con vari livelli con un programma di editing e di montaggio al computer. Gli effetti che vedete di graffiatura, di sporco, cose del genere sono ricavati da effettive macchie o sporco, diciamo, che è stato recuperato. Spero che vi piaccia, buon divertimento.
Candiani Interview, lo spazio di approfondimento sulla città. Quest'oggi dialoghiamo con il regista Daniele Vicari, che ci racconta la sua esperienza nel nostro territorio per girare il film Il mio paese. Per capire bene che cos'è una città bisogna avere la dimensione della città stessa a colpo d'occhio, cioè nel momento stesso in cui tu la guardi per la prima volta, se questa città ti dà un'impressione anziché un'altra, vuol dire che questa città ha una storia anziché un'altra. Se una città è brutta, la storia di questa città ha evidentemente un problema, cioè è qualcosa di sbagliato è accaduto. Se una città è brutta ma ci si vive bene, vuol dire che ha elaborato il dramma che l'ha resa brutta. La terraferma veneziana è molto brutta, perché nel tempo la stratificazione delle industrie, no? Le varie ondate di industrializzazione, è abbastanza chiaro che non sono state pensate in maniera razionale. Il fatto che ci sono alcune parti che sono completamente abbandonate, che sembrano più vecchie della Venezia monumentale, che sicuramente è più antica. Questa come posso dire, questa frattura tra il moderno che appare più vecchio e vetusto dell'antico è molto significativa, è una cosa su cui vale la pena riflettere. In questo viaggio che io ho fatto ho toccato con mano quella cosa che noi chiamiamo uno sviluppo forzato, cioè il nostro paese ha avuto una serie di ondate di industrializzazione ovunque, in tutto il territorio nazionale, tranne in alcuni luoghi molto particolari, nelle zone in cui le fabbriche sono state costruite a caso, le città sono state costruite a caso vicino alle fabbriche, lo squilibrio è assolutamente impressionante. E questa cosa vale per tutto il nostro paese, non c'è un luogo dove questo ragionamento non possa essere fatto. Non si può certo dire che l'Italia sia un paese povero, però si può dire che l'Italia è un paese profondamente diseguale e profondamente squilibrato. Nel film di Ivens, L'Italia non è un paese povero, si intuisce, si capisce che tutto il paese, la sua classe dirigente e la popolazione sta facendo uno sforzo enorme per trasformare un'intera civiltà, che è la civiltà contadina, in una civiltà industriale. Nel viaggio che io ho fatto nel mio film, Il mio paese, ho constatato la contraddittorietà di questo processo e la complessità di questo processo. I cicli economici sono talmente brevi che possono portare degli sconvolgimenti enormi in pochissimo tempo. Da questo punto di vista diventa più urgente l'intervento, diciamo, della società e della politica nella programmazione di ciò che avviene nel territorio. È molto urgente che noi ci attrezziamo, perché questa velocità poi non perdona nessuno. Al Centro Culturale Candiani per la Fabbrica della Cultura, lunedì 7 maggio alle ore 18, nuovi ospiti di un'antica casa, artisti contemporanei nel Museo Querini Stampalia, una conferenza con Chiara Bertola e Elisabetta Di Maggio. Venerdì 11 maggio alle ore 15, l'architettura del tempo, gli spazi contemporanei di un palazzo del Cinquecento. Intervengono Mario Botta e Mario Gemin. Giovedì 10 maggio alle ore 21, per i concerti di Jazz Groove, Chiamalo, il nuovo concerto di Marton, Lombardini e Chiarella. Sabato 12 maggio alle 17:30, per Scaffale Aperto, la presentazione del libro Rapidi ed Invisibili, storia dei sommergibili, a cura di Alessandro Marzo Magno. Prosegue fino al 27 maggio al Centro Culturale Candiani la mostra Una generazione intermedia,
Venezia negli anni 70. Prosegue fino al 26 maggio alla Galleria Contemporaneo di Via Piave a Mestre la mostra delle opere di Brigitte Covens.